Lillo Firetto avvia l'operazione Verità sui conti in rosso del comune di Agrigento. È forse l'atto più importante e dirompente dei suoi primi 100 giorni di sindaco. Troppo pesante l'eredità che Firetto ha trovato a Palazzo dei Giganti, una situazione finanziaria preoccupante con un buco di oltre 40 milioni di euro. Stamani Firetto ha indetto una conferenza stampa per illustrare la situazione ma soprattutto per lanciare proposte ed idee. Come definire la situazione finanziaria con un aggettivo? Così come la definimmo iniziando questo mandato 3 mesi fa, cioè una condizione drammatica. E però al di là adesso poi della qualificazione, questi 3 mesi ci sono serviti per tirare fuori i conti, finalmente, perché il dibattito è stato lungo nel tempo, io assistevo diciamo, da fuori il palazzo a questo dibattito sui conti del Comune. Oggi finalmente la verità viene al galla e viene al galla nella sua crudezza e nella sua drammaticità. Ha parlato di azione di verità e ha detto che c'erano a volte dei conti un po' tirati, a volte un po' più bonari. Alla fine qual è una chiave di lettura politica di questa situazione finanziaria? Ma che è necessario avviare una fase drastica di rigore, di efficientamento serio, continuare per esempio a lasciare la riscossione a enti come l'Ato Gesa che sono in liquidazione e che diciamo, mal si sposano con quelle che sono le attività ordinarie, e invece lasciate un ente che paradossalmente è in liquidazione, che poi si scopre diciamo, appalta il servizio ad un altro ente, il quale si scopre ente in queste ore che è in concordato preventivo. Allora qui la macchina va aggiustata in profondità, continuare a mettere polvere sotto il tappeto in modo che poi arrivi qualcun altro che ci pensa. Adesso Big Bang ha detto stop, gli agrigentini attendevano fortemente questo elemento di chiarezza e noi lo stiamo consegnando nella sua crudezza alla città. Cioè l'agrigentino deve sapere qual è il buco del bilancio del comune e deve sapere che per i prossimi 30 anni questo ammortamento di debito deve avvenire a valere sui bilanci successivi. Il buco è superiore ai 40 milioni, già siamo in una fase di accertamento che è dell'ordine del 41 milioni, evidentemente è destinato ad incrementarsi, certamente non a ridursi. La soluzione quale può essere? Una lotta all'evasione fiscale? Questa è tra le tante cose, ma anche la valorizzazione per esempio del patrimonio, cioè non so se sia possibile un comune che ha tanto patrimonio e che per esempio a titolo gratuito concede che interi edifici comunali, magari riattati, possano essere destinati a delle attività per quanto nobili esse siano, ma a titolo gratuito, o così come la necessità di razionalizzare spazio. Un'azione di verità che avete scelto di fare anche in virtù di una norma. Sì, il decreto legislativo 118, che è la norma sull'armonizzazione contabile, impone un'attività di revisione straordinaria, che chiaramente è tanto più rilevante quanto meno efficace è stata l'azione di accertamento ordinario nel corso degli anni. Noi abbiamo, sulla base delle attività condotte solo su uno dei 3 grandi aspetti del riaccertamento, e cioè sui residui, quantificato la necessità di iscrizione di un fondo di oltre 40 milioni. I 40 milioni derivano sostanzialmente dalla necessità di svalutare il valore dei residui attivi in quanto di difficile esigibilità, e i criteri di quantificazione di questa difficoltà deriva da una statistica quinquennale sui coefficienti di incasso. E noi, uno dei mali principali di questo comune è appunto la incapacità di incassare quanto emette in termini tributari. Qual è il grado di evasione al comune di Agrigento? Ci sono percentuali rilevanti di mancati incassi, non soltanto per problemi di evasione, ci sono anche secondo me problemi sul database, quindi sul, diciamo, a monte, ancora prima proprio nella fase della bollettazione, sul rilevamento delle posizioni debitrici.